Buonasera, buonasera a tutti e a tutte, ben ritrovati al Teatro a Casa Tua, la rubrica del circuito ERT dedicata ai protagonisti e ai protagoniste della scena teatrale, degli spettacoli che vedremo o avremmo visto poi o vediamo in questo periodo all'interno della programmazione dell'ERT. Come sapete, anche nel mese di marzo prosegue la programmazione di Circuito Aperto, la nostra rassegna in streaming sui canali Facebook e YouTube dell'ERT Friuli Venezia Giulia, che apre le porte dei teatri. E quindi quest'oggi abbiamo ospiti due, diciamo, dei protagonisti del prossimo spettacolo che vedremo domani sera alle ore 21 dal Teatro Verdi di Maniago. Quindi diamo subito il benvenuto a Valerio Marchi, autore e interprete dell'incredibile storia vera di Nelly Bly, e Giuliano Vellicet, che insieme a suo fratello Alessio ne ha curato le musiche. Quindi benvenuti ad entrambi e grazie per aver accolto il nostro invito. Grazie, un saluto Grazie a voi. Partiamo proprio subito parlando dello spettacolo, che racconta, appunto, come suggerisce il titolo, una storia vera. Le vicende, appunto, di cui Nelly Bly è protagonista. Ma diciamo subito che ci troviamo, appunto, alla fine dell'Ottocento e Nelly Bly è uno pseudonimo, quindi non è una storia, diciamo, che già ci intriga dal titolo. Quindi ti chiederei, Valerio, proprio subito di anticiparci di cosa parla questo spettacolo. Allora, l'incredibile storia vera, così, non è forse un titolo originalissimo, però non ne trovavo uno migliore, perché la storia vera, come tutte le storie che io porto a teatro, sono uno storico e quindi ho questo pregio e difetto di volermi sempre attenere alla storia, alle fonti, a inventare poco o nulla. Però ci sono delle storie vere che sono più incredibili di certe storie di fantasia. E questo è proprio così, ci sono alcune vicende umane, percorsi di vita, che sono già romanzi soltanto nella loro biografia. E sono le storie che a me intrigano e piacciono di più e cerco poi di proporre al pubblico perché sono in genere interessanti e anche divertenti, a volte commoventi, a volte drammatiche, dipende dai casi. La storia di questa donna è veramente una incredibile storia vera, perché se uno la leggesse così, senza sapere che dietro c'è una storia vera, direbbe bello questo romanzo, bello, quello che l'ha inventato sembra di avere un certo genio. Infatti io non ho nessun genio qua perché non mi sono inventato niente, ma ho cercato di vedere se questa storia così lunga, articolata, complessa, ricchissima, potesse essere racchiusa in un'oretta e qualcosa. Ecco, la sfida poi diventa questa, no? Di non farla troppo lunga, perché si potrebbe parlare ore di questi personaggi, e di riuscire in un'oretta, fra parole, musica, poi ne parleremo, letture, eccetera, a raccontare una storia, che poi ne abbiamo anche bisogno più che mai in questo periodo, di sentire delle vicende che vadano un po' al di là di tutte le notizie che sentiamo continuamente. Poi aggiungo, è la storia di una donna che ha avuto delle capacità, uno spirito di intraprendenza, di genialità, di coraggio incredibili, una donna che è stata anche una aralda del movimento di emancipazione femminile, e credo che in questo mese di marzo ci stia anche bene, tutto sommato, ma in generale, ecco. Assolutamente, infatti ci ricordiamo che sicuramente il pubblico di Maniago lo sa, che era ormai un appuntamento fisso quello, appunto, di uno spettacolo a Maniago che portasse in scena dei temi legati all'emancipazione femminile, alla tutela dei diritti delle donne, che solitamente, appunto, erano offerti e sostenuti dal servizio sociale, diciamo, locale. In questo caso è saltato questo appuntamento, ma abbiamo comunque modo di parlare di una donna straordinaria, che, appunto, non l'abbiamo ancora detto, appunto, giornalista d'inchiesta sotto copertura in un mondo, quello del giornalismo della fine dell'Ottocento, totalmente dominato dagli uomini. Sì, lei intanto ha un'infanzia, i primi anni, più che felice, ideale. Poi questo racconteremo perché, non dico tutto, sennò poi togliamo il gusto anche della scoperta. A un certo punto questo idillio si spezza nella sua vita e vive anni difficilissimi, nei quali ci sono anche violenze in famiglia, che portano poi a un divorzio di sua mamma dal marito, e quindi vicende molto dolorose, purtroppo, come vedete, sempre attuali.
E poi questa ragazza che dal nulla riesce a farsi strada in un mondo di tutti uomini, come era in generale il mondo, ma poi in particolare quello della stampa, del giornalismo. E lei riesce a farsi avanti con delle imprese che all'inizio vengono ritenute impossibili, specialmente per una donna, ma il suo punto sarà proprio quello di dimostrare tutta la vita che le donne possono fare le stesse cose degli uomini e in certi casi, come lei farà, anche meglio, anche di più. Il giornalismo sarà per lei non soltanto scrivere articoli, diventare una pubblicista, sarà uno stile di vita, perché come dicevi, in realtà è giornalismo d'inchiesta, è giornalismo in cui spesso si rischia la vita, è giornalismo sotto copertura, in incognito, in vere e proprie missioni, che io definirei quasi delle mission impossible ogni tanto, ma erano veramente così, dei tipi più diversi, più disparati in tutti i settori della società, della politica, del costume, della corruzione, di qualunque cosa. E uscendone poi in qualche modo, un po' come nei fumetti, come nei film, sempre viva e sempre un gradino più in alto, no? Non si sa bene come. E con questo suo continuo desiderio di dimostrare che le donne ce la possono fare, che possono uscire anche dalle situazioni più disagiate e che hanno diritto al loro spazio nel mondo degli uomini. Appunto, quasi il sottotitolo dello spettacolo è Storia di una giornalista d'assalto e di cuore, ed è bello, diciamo, questa associazione. Ed è appunto una storia di parole ma anche di musica, e quindi appunto è qua che chiamo in causa Giuliano e ti chiedo che tipo di lavoro avete fatto per accompagnare e valorizzare in un certo senso questa storia? Beh, è stato bello scoprire che innanzitutto ci fossero già diversi brani nella storia della musica, diciamo, folk, pop, che trattavano la figura di Nelly Bly, quindi vuol dire che era comunque un soggetto che aveva già ispirato diversi autori e quindi anche per me e mio fratello Alessio è stato una sorpresa scoprire alcuni brani che non conoscevamo, e alcuni anche di una certa tradizione americana, quindi che si perdevano in realtà anche da molti decenni, e che è stato bello recuperare con quello che è un arrangiamento in sé piuttosto semplice. Noi siamo un duo, in questo caso voce e cajon per me e voce e chitarra per Alessio, però con quello che è un po', forse mi sento di dire un nostro sound particolare, cioè comunque in molti anni di attività, di live, sia con le nostre band che anche con collaborazioni in teatro e di altro genere, abbiamo, come dire, ben rodato una nostra sonorità, una nostra capacità forse di trovare l'alchimia tra noi due con i nostri due strumenti, con le nostre voci. E quindi abbiamo preso questi brani, li abbiamo arrangiati a modo nostro in una maniera che fosse semplice ma che non snaturasse troppo il brano originale, e poi con quel pizzico magari di sound nostro che forse non dovrei essere io a descrivere, ma che vi rimando a questo punto a te, a voi, insomma, a chi ci seguirà, che potrete magari, spero, apprezzare nella rappresentazione che registreremo. Esatto, sì, che ricordiamo, per chi si fosse collegato in questo momento, potremo vedere appunto domani sera, a partire da domani sera alle ore 21. Abbiamo appunto parlato della musica, abbiamo parlato del testo, ma ci sarà insomma un'altra persona insieme a voi sul palco, che è appunto Claudia Grimaz, e quindi vi chiedo anche qual è il suo ruolo in questa storia e come è nata la collaborazione con lei. Allora, quindi last but not least, ovviamente, anzi, Claudia Grimaz, per noi è un onore poter affiancarci a lei.
E come è nata? Allora credo di poter rivelare che, ahimè, dico ahimè, nel senso che vuol dire che gli anni passano, io fui insegnante alle superiori, nell'ultimo anno delle superiori, nella classe in cui c'era Claudia Grimaz, perché adesso ho 60 anni e quindi le cose vanno così. E ci siamo rivisti ogni tanto quando lei recitava da qualche parte, io l'ho vista, l'ho seguita di tanto in tanto. E poi niente, a un certo punto sono quei fili che si riannodano, ci siamo rincontrati, risentiti, abbiamo fatto con questa sarà un paio di cose assieme e lei gentilmente si presterà a leggere e interpretare dei brani di autori che hanno parlato di Nelly Bly o di Nelly Bly stessa proprio. Ci sono delle testimonianze straordinarie di Nelly Bly, voglio ricordare su tutte quelle dei suoi 10 giorni passati nell'orribile manicomio di Blackwell Island a New York, dove lei si fece rinchiudere fingendosi pazza per 10 giorni e vedendo le cose più orribili, più oscene che si possono vedere, di cui poi ha testimoniato in tutta una serie di articoli e in un libro, che poi è diventato anche film qualche tempo fa, ma in Italia non so perché non è arrivato. Ogni tanto ci sono bellissimi film che in Italia non arrivano, o dei film importanti comunque, e lei lì ha lasciato delle sue testimonianze e qualcuna ne leggeremo. Attenzione, il personaggio di Nelly Bly fino a qualche anno fa non se ne parlava quasi mai, poi ho cominciato a parlarne io, l'hanno fatto tutti, no, scherzo adesso, in realtà poi qualcuno ha cominciato a occuparsene e l'ho fatto anch'io e man mano ha preso piede, adesso ci sono diverse pubblicazioni, addirittura ultimamente anche una a fumetti su Nelly Bly, quindi è un personaggio che sta crescendo e questo mi fa molto piacere perché credo che abbiamo dato il nostro piccolo contributo anche a questo. E quindi si leggeranno, so, corrispondenze di guerra, perché lei fu anche corrispondente di guerra qui in Europa e durante la Prima Guerra Mondiale, lei vive a cavallo fra 8 e 900, no? E per cui queste letture diventano fondamentali, perché io tengo un po' insieme il filo della storia, no? Le vicende in modo schematico, in modo cronologico, ma poi chiaramente le musiche ci fanno entrare in una certa atmosfera che ovviamente io non potrei mai dare e le letture ci danno l'impatto diretto con Nelly Bly o in qualche caso con chi ci ha riportato cose di lei. E quindi sono 3 piani che si intersecano in qualche modo e di cui io devo cercare ovviamente con la mia figura di narratore di tessere un po' no, il tutto e tenere insieme il tutto. Quindi sì, possiamo dire che è un po' un tratto distintivo di una serie di produzioni, cioè quella che vedremo è una che racconta una storia vera, ma non è la prima volta che collaborate insieme e quindi avete trattato anche altre vicende. Sì, prima ho ricordato Buffalo Bill, che sembra una cosa un po' così bizzarra, ma in realtà ci riporta a una grande storia, alla grande storia dell'Ottocento, soprattutto all'inizio del Novecento, ma soprattutto dell'Ottocento, che pare lontana, ma in realtà non lo è, perché poi Buffalo Bill venne anche in Italia e anche qui in Friuli, a Udine e poi anche oltre a Trieste, che all'epoca era ancora Austria, all'inizio del Novecento. E quindi è una grande storia che ci ha riportato anche a vicende poi locali. E poi non sempre con Giuliana D'Alessio, che abbiamo fatto alcune cose assieme, ma non tutte, Carnera, che dicevamo, oppure Il furto della Gioconda, che sono riuscito purtroppo a portare a teatro una volta sola, poi con tutto quello che è successo si è un po' interrotto tutto quanto, ma conto vivamente, perché è una storia anche quella, un'incredibile storia vera, anche quella dell'italiano che rubò la Gioconda dal Louvre. E poi ho portato Frankenstein, la storia di Frankenstein anche nelle scuole, peraltro, e poi abbiamo fatto anche una resa poetica musicale di Un anno sull'altipiano di Emilio Lussu. Insomma, di cose ne abbiamo messe lì. Adesso sto trattando la storia di un'altra americana, donna, anche lei è una donna straordinaria, che era Annie Oakley, la pistolera praticamente, ma fu una donna di spettacolo, anche lei un po' come Nelly Bly, diventata famosa in tutto il mondo e a Dio piacendo, se le cose vanno abbastanza bene, proprio con Giuliano Alessio e un'altra attrice, poi dirò a suo tempo, dovremmo riuscire a portare questa storia intanto a Trieste prossimamente,
e poi speriamo di arrivare a Udine. Ci avevamo provato l'altro anno, non ci siamo riusciti, sempre per questi periodi un po' così, ma contiamo di farlo. Ci sono tante belle storie da raccontare che possono avvicinare la gente alla storia tramite vicende individuali che la attraversano, perché poi vedrete che nel raccontare vicende individuali poi in realtà si parla anche di tutta la storia che c'è intorno. È un modo un po' diverso, che adesso è anche abbastanza in voga, se vogliamo, no? Di porgere la storia in modo leggero e serio al tempo stesso, un po' alternativo rispetto alla classica lezione accademica, liceale. Viene naturale a questo punto ricoinvolgere Giuliano e chiedergli, da musicista appunto, anche in duo con una vostra poi ricerca personale, come vi trovate a salire appunto sul palco in una situazione così narrativa, teatrale? Come pensate di poter appunto calare la musica? Come costruite un dialogo con le parole? Beh, una bella domanda. È bello far parte di uno spettacolo di questo tipo e siamo molto felici anche che Valerio Marchi ci abbia confermato nella sua scuderia perché io penso che la musica sia fondamentale in moltissime situazioni e come diceva poco fa Valerio, anche potendo trattare delle tematiche storiche su figure così importanti e che meritano una valorizzazione, allora la musica lì può entrare e dare il suo contributo sostanziale anche con la sua comunicatività, con la sua emozionalità, sapientemente inserita in un contesto in cui già ci sono degli interventi narrativi, delle letture, e quindi con questa dinamica che contribuisce secondo me a dare anche una piacevolezza e una frizzantezza allo spettacolo, all'evento, che viene valorizzato proprio da questa dinamica. Per quanto riguarda noi, appunto, come si diceva poco fa, abbiamo avuto la possibilità già di partecipare allo spettacolo su Buffalo Bill e anche in quel caso fu interessante conoscere quanti aspetti, quante caratteristiche e anche quanti brani potevano finire dentro il calderone di quella storia, perché chiaro si parla magari anche di brani sempre cover cosiddette, cioè di qualche artista che in passato ha prestato la sua sensibilità verso questo tema, però appunto magari con una interpretazione personale come la nostra possono essere meglio forse amalgamati dentro un'esibizione che è live e che in questo caso sarà interessante questa nuova versione dell'essere sì su un palco teatrale, ma purtroppo senza pubblico, però approfitto anche per ringraziare insomma l'ERT per l'opportunità e per comunque il voler continuare giustamente a proporre degli eventi che mi auguro siano di qualità, ne sono sicuro, e che ci consentano di andare avanti in un periodo sicuramente molto molto difficile, è inutile ribadirlo, che però appunto non deve essere assolutamente vuoto, proprio di emozioni, di sensazioni che soltanto questo genere di attività, così come appunto il teatro tout court o la musica, i concerti, si possono dare. Quindi vi ringrazio anche Valerio appunto per essere sempre così attento a descrivere in maniera ottimale queste storie e averci scelto anche per la sua parte musicale, ecco. Se posso dire una cosa? Certo. Ci ha preso nella sua scuderia, ti ringrazio. Io lo dico veramente senza falsa umiltà. L'organizzatore, o se vogliamo il colpevole di tutte queste cose, sono sempre io, no? Che concepisco testi, storie, eccetera, eccetera. Però io voglio veramente ringraziare tutti i fratelli Vellischig, Claudia Grimmas, Alessandra Pergolese, che ha lavorato varie volte con me,
Carla Manzon, il trio Calliope, Claudio Mezzelani, il maestro De Marchi, Zaninotto, quando abbiamo fatto Un anno sull'altipiano, cioè tutta gente che vive di spettacolo da una vita, eccetera, e che ha accettato di fare qualcosa con me, perché io sono un parvenu, io sono veramente l'ultimo arrivato, e quindi è per me, sono io che mi sento nella scuderia di qualcun altro, lo dico sinceramente, e mi meraviglio ancora oggi di come qualcuno che vive di queste cose abbia voluto affiancarmi, per cui ringrazio l'ERT, ringrazio tutti voi, perché sarebbero delle belle conferenze, penso le mie, ma non sarebbero assolutamente degli spettacoli, perché io non so suonare, non so cantare, non so ballare, non so fare assolutamente niente, suono a stento il campanello di casa, quindi questo è il massimo. Per il resto, quindi, ho bisogno di loro e vi ringrazio. Mi sembra poi giusto concludere non soltanto appunto ricordando che domani sera sarà appunto in streaming l'incredibile storia vera di Nelly Bly dal teatro appunto Maniago, del Teatro Verdi di Maniago, ma che quando riapriranno i teatri avremo la possibilità appunto di vedere un altro tuo spettacolo che abbiamo citato prima, appunto un'altra storia che ci tocca tutti da vicino, che appunto è quella di Primo Carnera, e mi sembra giusto insomma concludere questa chiacchierata cercando di darci un appuntamento a teatro, naturalmente quando sarà possibile e rispettando tutti i protocolli di sicurezza, ma ci rivedremo e continueremo a raccontare queste storie vere. Quindi Grazie. io vi ringrazio. Certo, grazie a voi. Grazie Saluto a voi, a tutti. Saluto. Ricordo appunto al nostro pubblico che ci ha seguito fino ad ora che il Teatro a Casa Tua torna giovedì prossimo, sempre in diretta sulle pagine Facebook e YouTube dell'ERT Friuli Venezia Giulia. Vi ringrazio per averci seguito e buona serata.